Visto che l'argomento è stato preventivamente sottoposto all'esame della terza commissione consigliare ai sensi dell'articolo 10 del recente regolamento del Consiglio Comunale, per quanto sopra espresso si chiede al Consiglio Comunale di deliberare di adottare per le motivazioni indicate in premesse il regolamento comunale per l'emergenza abitativa composto da 18 articoli per formare parte integrante del presente atto, di abrogare il regolamento comunale per l'emergenza abitativa approvato con deliberazione del Consiglio Comunale numero 38 del 0205 2017. Grazie Assessore, ci sono interventi? Grazie Presidente. Volevo sottolineare l'importanza di riservare delle unità abitative per le emergenze. Sempre in Commissione abbiamo affrontato questo argomento che trovo particolarmente delicato e che è stato trattato secondo me dall'assessore e sicuramente dal dottor Bello con attenzione e con puntualità. Ho una piccola osservazione che è quella relativa all'articolo 10 della nuova convenzione, che è quella relativa al fatto che in caso di situazioni contingenti imprevedibili, verificate e verificabili con rischio di pregiudizio nei confronti del nucleo familiare interessato, successivamente all'approvazione delle graduatorie per le emergenze abitative e per le quali si rende necessaria una soluzione abitativa precaria, è facoltà dell'amministrazione comunale prevedere provvedimenti di concessione in deroga a quanto normato dal presente regolamento. Lo abbiamo già affrontato in Commissione, credo che sia opportuno valutare bene questo punto della Convenzione, perché la situazione di emergenza, come diceva il dottor Bello, è ovviamente urgente, contingente e viene valutata dall'amministrazione, ma credo che questa situazione possa essere delicata per chi è in graduatoria e vede queste situazioni diverse e magari non rispettando la graduatoria stessa. L'altra cosa che volevo chiederle è quante esperienze di coabitazione abbiamo fatto. Grazie. Grazie Burco. Della coabitazione non so dirla, non penso, stiamo valutando adesso di iniziare a provare anche questa. Proviamo anche, tanto abbiamo sicuramente uno strumento in mano che ci dà la possibilità di gestire. Specialmente con l'articolo 10, sì, è vero, l'abbiamo votato, è una cosa delicata, poi dobbiamo arrivare a provare almeno a gestire. Se lo strumento c'è, sarà difficile. Ci sono dei casi comunque veramente che ci arrivano da un momento all'altro da gestire, da provare a prescindere dalla graduatoria definita. Però ci sono casi veramente che ci arrivano e non possiamo gestire bene, per il semplice motivo che l'alternativa è trovare qualcuno che ci dà una mano di seguito. Già non abbiamo così tante abitazioni da gestire, quindi puntiamo su avere uno strumento positivo, almeno proviamo. Grazie Assessore, noi togliamo queste graduatorie straordinarie, mi raccomando, verifichiamo che non siano casuali o che non siano così poco chiare o poco veritiere. Se noi riusciamo a fare una graduatoria seria, io spero che anche chi è in graduatoria rispetti la graduatoria, perché è difficile poi farlo capire. Per come diceva anche il consigliere Antero, la situazione è quella, ovviamente. Però sono convinto che la gestione, ovviamente spostando la mano, riusciamo a gestire. Per capire che noi abbiamo la possibilità di dare una mano alla gente. Se ci abbiamo incontro bene, altrimenti facciamo veramente fatica, ma veramente fatica. Grazie per l'arbitro, ci sono altri interventi, nessun altro intervento, andiamo ai voti favorevoli, unanimità, non avendo altri punti all'ordine del giorno, dichiaro chiusa la seduta. Un attimo. Volevo solo unirmi ai ringraziamenti per
per la sua professionalità e soprattutto per l'attenzione che ha avuto nei confronti di noi neofiti della politica. Grazie ancora e in bocca al lupo per la sua nuova esperienza. Grazie. Grazie a tutti e buona serata.